Scarpin Dionisio Fernando. Nasce ad Avellaneda, nella provincia di Santa Fe, nel 1972 da famiglia originaria di Visco. Dopo la laurea in economia e il conseguimento del master in sviluppo locale e pubblica amministrazione, seguendo le orme del padre, si dedica sin da giovane all'attività politica. Nel 2011 viene eletto sindaco di Avellaneda de Santa Fe. È stato attore protagonista nella firma del gemellaggio con la provincia di Gorizia e ha innovato il rapporto con la regione attraverso progetti in grado di rafforzare, oltre che i legami culturali, anche quelli economici, consapevole che solo con la reciprocità potranno mantenersi vive le radici territoriali fra le giovani generazioni dei friulani in Argentina. Nella linea tracciata dalla sua famiglia ha partecipato sempre attivamente alle attività svolte dal Centro Friulano di Avellaneda, collaborando nell'organizzazione del Festival nazionali e internazionali di musica e danze friulane. La motivazione è la seguente: per aver perseguito con tenacia, da quel politico innovatore che è, l'idea di rafforzare i rapporti con la regione Friuli-Venezia Giulia, sostenendo la formazione dei giovani nella terra dei padri e promuovendo un nuovo modello di relazioni basato sulla collaborazione attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo.